Allarme personale all'ULSS 2, sistema al collasso dopo l'estate, avverte la CGIL, mancano 161 unità, all'appello tra medici e infermieri ed boom di dimissioni volontarie, 154 in 8 mesi. Risponde a stretto giro il DG Benazzi, non ci sarà nessun collasso, c'è invece un ritorno alle professioni sanitarie, la scuola infermieri raddoppia i numeri, nuove assunzioni di psichiatri in vista. Esce di strada, tampona violentemente un'auto in sosta e scappa, lo schianto a Pieve di Soligo, 2 feriti miracolosamente vivi, l'appello ai nostri microfoni, trovate il pirata. A4 paralizzata nel tratto tra Cessalto e San Stino in direzione Trieste a causa di un incidente tra 2 auto, feriti lievemente i 2 automobilisti. Ladri nella Marca, la peggiore estate di sempre, dice Christian Dem, presidente dell'associazione Furto in Corso, reduce dalla provocazione del cartello antiladri. Nessun allarme particolare invece sull'utilizzo dei droni, non ci sarebbero segnalazioni specifiche. Carenza di lavoratori stagionali rientrata dopo l'emergenza dello scorso anno e c'è chi mette in relazione il ritorno con il taglio reddito di cittadinanza, solo in parte, dicono le categorie. Dopo 2 mesi da oggi stop estivo al cantiere di fognature e acquedotto lungo la Castellana e Strana, si riparte a settembre, intanto la sindaca invita i cittadini a pazientare. Domani alle 15 nella chiesa di Carpenedo i funerali di Don Armando Trevisiol, scomparso a 94 anni ieri mattina, una cerimonia che Antenna 3 seguirà in diretta. Notte di San Lorenzo, tra le molte iniziative per ammirare il fenomeno delle stelle cadenti, quella degli astrofili di Vittorio Veneto che in streaming collegheranno a Borgo Milies di Segusino il telescopio dell'osservatorio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso che torna a parlare dunque in primo piano di sanità, l'allarme personale all'ULSS 2 Marca Trevigiana, sistema al collasso dopo l'estate, avverte la CGIL. Secondo i nostri conti ad oggi mancano 161 unità. 161 unità che gravano la situazione che è già difficile all'interno dell'ULSS. In tutto questo ci aggiungiamo che nel periodo gennaio-agosto abbiamo avuto 83 pensionamenti di personale e 154 dimissioni e dentro queste 154 dimissioni vi do qualche numero, parliamo di 5 medici, 46 infermieri, 12 operatori sociosanitari, 10 tecnici di laboratorio. È una contabilità amara quella tenuta dalla funzione pubblica della CGIL che fotografa un'estate caldissima sul fronte del personale, ma soprattutto parla di un sistema al collasso in vista dell'autunno se non si correrà ai ripari con nuove assunzioni. A soffrire in particolare sarebbero i servizi per la salute mentale. Tutta l'area della psichiatria ha una situazione assolutamente complessa perché ad oggi mancano almeno 20 psichiatri nel territorio. La cartina di tornasole del disagio sta nel fenomeno tutt'altro che isolato e acuito con la pandemia di chi sceglie di lasciare il camice bianco, non sempre a favore del privato. È chiaro che il numero delle dimissioni che noi abbiamo registrato negli ultimi 2 anni ci ha dato e ci dà continuamente un grande campanello d'allarme, perché molti professionisti se ne vanno proprio perché non sono più nella condizione di gestire i turni e avere i tempi di vita, i tempi di lavoro che possono essere concilianti. Non è sempre detto che chi molla il pubblico vada a lavorare poi nel privato. In realtà ce ne sono molti che ci hanno raccontato che loro la professione hanno deciso di non esercitarla più perché sono arrivati all'esasperazione. Credo che anche dentro ad una dinamica strettamente organizzativa di che cosa succede all'interno della nostra ULSS sia opportuno fare una riflessione tutti insieme. Riflessione interna quindi, ma soprattutto nuove risorse per il Fondo Sanitario Nazionale e una nuova stagione di contrattazione collettiva nella pubblica amministrazione. Infine un messaggio a Venezia. Chiediamo alla Regione di sbloccare i tetti di spesa per poter assumere e dare in realtà linfa vitale alle ULSS, che sono un presidio costituzionale di salute per i cittadini trevigiani. Dunque numeri allarmanti e scenari inquietanti, a questi risponde a stretto giro il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi. Un ritorno da parte dei giovani verso la professione di infermieri c'è, quindi io non vedrei una sanità al collasso, vedrei una sanità che si sta riprendendo e sta risalendo la china del dopo Covid. Guarda il bicchiere mezzo pieno il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi nel giorno in cui la CGIL traccia un quadro a tinte fosche per la sanità trevigiana. Certo, la carenza di personale è un dato di fatto su cui incidono diverse variabili. Noi abbiamo 71 infermieri assenti per maternità e 90 per turnover, cioè perché sono andati in pensione, hanno deciso di andare in altre ULSS oppure hanno fatto altre scelte.
Ecco, quello che voglio dire è che noi stiamo comunque assumendo tutto quello che è possibile assumere. Noi abbiamo una graduatoria di 28 infermieri a tempo determinato che stiamo chiamando. Questo nell'immediato, dice Benazzi, che confida nella partenza del nuovo anno accademico della scuola infermieri, che di fatto raddoppia. Partirà quest'anno, cioè partiremo con 200 giovani infermieri, quindi un numero veramente grande, tenendo conto che ogni anno ne avevamo 100 per la Marca Trevigiana. E una nuova iniezione di personale, anche qui infermieri, dovrebbe arrivare a fine anno. Il concorso di azienda zero porterà sicuramente 3-4 mila infermieri e quindi dopo ovviamente ci saranno quelli che sceglieranno l'ULSS 2 e io mi auguro tantissimi. Quanto al fenomeno delle dimissioni volontarie segnalato dal sindacato, sarebbero per lo più spostamenti verso altre ULSS, dice sempre Benazzi. L'altro capitolo è quello dell'assenza cronica di psichiatri professionisti sempre più rari. Entro la fine dell'anno, o con le nuove specializzazioni, noi dovremmo recuperare per la nostra ULSS 5, 6, 7 specialisti. Quindi in qualche modo andremo a ridurre questo gap. La cronaca adesso caccia al pirata che ha violentemente tamponato un'auto che era in sosta a Pieve di Soligo nella tarda serata di ieri. Ha rischiato davvero di ferire gravemente 2 persone. Uno di questi è quello che poi dai nostri microfoni ha lanciato un appello a trovare proprio il pirata. Un boato nella notte, l'auto sbalzata ad una decina di metri che finisce contro la ringhiera di questa casa. Sono stati attimi di paura per Thomas Ceskin ed un suo amico, i 2 giovani. Erano in auto, stavano tornando a casa, arrivati in via Schiratti, hanno parcheggiato l'auto a bordo strada. Poi i saluti e gli ultimi discorsi, parole che sono state provvidenziali perché in quel momento un'auto, una Golf nera serie 5, è uscita dalla carreggiata tamponando violentemente la Ford Focus di Ceskin. È stato uno sbalzo in avanti di 10 metri e l'abbiamo sentito, è esploso il vetro da dietro, quindi abbiamo sentito proprio un rumore fortissimo, appunto è uscito anche il vicinato. Tutto è accaduto in pochissimi minuti, miracolato l'amico che si trovava seduto al posto del passeggero accanto al muretto e alla ringhiera. Siamo tornati a casa, che era comunque mezzanotte, era abbastanza prestino, io avrei dovuto andare a lavoro il giorno dopo. Lui stava scendendo, stavamo finendo un discorso e per fortuna non è sceso. Se no rimaneva schiacciato. Sì, ma non voglio pensarci. Il pirata è tornato in strada, ha rallentato come volesse fermarsi, ha messo le 4 frecce, poi è fuggito. Quando mi è passato accanto, spiega Thomas, l'ho visto bene. Biondo sul 20 anni, all'interno della macchina ho visto del fumo, quindi probabilmente è scoppiato l'airbag. Non ho visto se è scoppiato, però probabilmente era quello. Alcuni ragazzi che si trovavano poco più avanti hanno tentato di salire in auto per inseguirlo, ma il pirata aveva già fatto perdere le tracce. Sul posto sono rimaste alcune parti dell'auto fuggita e in queste ore si stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona. L'appello di Thomas. La descrivo di nuovo, una Golf 5, una Golf serie 5 nera, ammaccata, ma molto ammaccata. Se qualcuno sapesse qualcosa di contattarmi o comunque di contattare le autorità. A lui invece cosa ti senti di dire all'automobilista? Di farsi avanti, perché più passa il tempo e più rischia. Feriti anche 2 automobilisti lungo la A4 tra Cessalto e San Stino. In questo caso la conseguenza più importante è stata sul traffico oggi. Un serpentone di auto fermo in autostrada, chilometri di vetture bloccate da un incidente nel tratto maledetto di A4 tra Cessalto e San Stino. Il sinistro è avvenuto in mattinata in direzione Trieste. Fortunatamente ferite lievi per i 2 automobilisti. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale della concessionaria e i mezzi di soccorso meccanico. In poco tempo si sono formate code di mezzi rimasti intrappolati in autostrada in un traffico già congestionato per l'esodo estivo. Molti automobilisti sono addirittura scesi dalle proprie vetture in attesa che la viabilità tornasse regolare. Intanto Autostrade Alto Adriatico ha attivato il bypass virtuale consigliato dai pannelli a messaggio variabile lungo l'asse A27-A28 a seguito dell'incidente avvenuto poco prima delle 9:30. Il reindirizzamento della circolazione lungo il bypass si è reso necessario per evitare ulteriori code in direzione Trieste, considerato l'aumento dei flussi di traffico atteso in queste ore in vista del ponte di Ferragosto. Ancora la cronaca, ha indagato per omicidio il compagno della donna trovata impiccata il 2 agosto in casa a Ponzano Veneto. Un atto dovuto, quello della procura specifica, spiega il suo difensore, l'avvocato Fabio Crea. Non c'è alcun elemento che possa
consentire di ipotizzare un'ipotesi diversa rispetto a quella che è stata inizialmente indicata come ipotesi suicidiaria. Un atto dovuto, quello della procura, indagare per omicidio il compagno della donna cingalese trovata impiccata lo scorso 2 agosto nella sua casa di Ponzano. L'iscrizione del nome del compagno nel registro degli indagati è un atto formale che permetterà alla procura di effettuare l'autopsia sul corpo. E l'iscrizione al registro degli indagati, anche a detta del pubblico ministero, è esclusivamente a garanzia della persona, del convivente, perché in questo modo, oltre a essere immediatamente assistito da un difensore, ma soprattutto potremo partecipare all'esame autoptico attraverso un nostro consulente. Nel caso durante l'esame esterno sorgessero dei dubbi, allora si potrebbe procedere ad un'autopsia. Direi che ogni ulteriore valutazione si farà dopo l'esame autoptico. La data dei funerali è ancora da decidere. Finché l'autorità giudiziaria non darà il nulla osta, non potranno essere stabilita la data delle esequie. Dubbi e smentite si accavallano in queste ore anche sull'ipotesi di una colletta per raccogliere fondi da destinare ai parenti per poter riportare la salma della donna nel paese d'origine. Certamente non corrisponde al volere della famiglia e dei familiari che sono ben radicati in Italia e che anche per quanto riguarda la salma della mamma non intendono certamente portarla al di fuori del luogo. Il fronte dei furti, secondo Christian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, reduce dalla provocazione del cartello antiladri, l'abbiamo raccontato in questi giorni. Ebbene, secondo Demma si tratta della peggiore estate di sempre sul fronte furti nella Marca. Nessun allarme particolare, invece, dice Demma, sull'eventuale utilizzo dei droni da parte dei ladri. Non ci sarebbero infatti segnalazioni specifiche. Sentiamo. Sui droni magari starei un attimo più tranquillo, io essendo anche un dronista, anch'io chiamiamoci così, adesso è il periodo in cui vengono acquistati di più i droni per poi andare a fare in ferie e fare i giretti, e quindi magari c'è qualcuno che lo sta usando. Poi da lì ad oggi non c'è ancora una certezza che qualcuno li usi per fare uno sopralluogo, perché ci vorrebbero anche degli strumenti di droni importanti per vedere l'infrarosso, per vedere dentro le case, insomma. Mai dire mai, ma quella del drone al momento attuale appare più come una suggestione che un'ipotesi concreta. La stessa associazione Furti in Corso finora non ha avuto segnalazioni di raid ladreschi preceduti da sopralluoghi aerei. Non riesco a vedere la mappatura della casa con un drone comprato diciamo online o anche di buona qualità, ci vogliono cose particolari, quindi direi che su quello magari stiamo un po' più tranquilli. Che ci sia un'escalation di furti incredibile, lo stiamo dicendo veramente da tanto, è penso l'estate peggio che potesse essere in questi ultimi tempi, e quindi attenzione veramente a tutto. Demma, che torna anche sul cartello antiladri presentato per la prima volta alla nostra emittente, è diventato un caso a livello nazionale. Quello è un articolo che prevede il codice di procedura penale, però ovviamente ci sono, come ho sempre detto, 1000 sfaccettature, quindi devo essere in grado di gestire la situazione. Ovvio che se sono da solo e sono 3, meglio che sto chiuso in casa e non faccio altro, e quindi chiamo chi di dovere delle forze dell'ordine, come sempre bisogna fare. Però se c'è una situazione che me lo permette e posso dare una mano alle forze dell'ordine, perché no mettere in atto con le dovute maniere, senza rischiare nulla, però mi raccomando, perché non dobbiamo rischiare la nostra vita e le nostre famiglie per arrestare ipoteticamente un ladro che, possiamo dirlo, il giorno dopo è fuori. Ed ora il tema dell'accoglienza migranti. Come sappiamo, l'abbiamo raccontato ieri, c'è stato il vertice di sera del presidente di Anciveneto e sindaco di Treviso Mario Conte con i sindaci del Veneto, o meglio una parte dei sindaci del Veneto, una soluzione unitaria, quella chiesta da Mario Conte, che smentisce anche il presunto boicottaggio dell'incontro da parte dei sindaci della Lega dopo i contrasti interni del partito sulla proposta dell'accoglienza diffusa. Premesse, non una riunione politica né un vertice nel quale prendere una decisione. L'incontro, che ha visto protagonisti 200 sindaci di tutto il Veneto, è stato convocato dall'ANCI e dal suo presidente Mario Conte per un confronto tra primi cittadini chiamati ad affrontare il problema dell'accoglienza dei migranti. 3.500 quelli arrivati nelle ultime settimane, con la prospettiva di un'ulteriore ondata nelle prossime. Un confronto chiaro e schietto, a partire dalle molteplici difficoltà che i comuni stanno affrontando nell'accoglienza dei profughi africani, afghani e ucraini. Le disponibilità dei sindaci, anche quelle più disponibili, sono davvero molto limitate. L'appello al governo è quello di agire su scala internazionale per mettere la parola fine a questi sbarchi, di trovare soluzioni alternative a questa distribuzione nel territorio. Nel frattempo noi cercheremo, attraverso il dialogo
con i prefetti e conoscendo magari delle realtà private, parrocchiali, disponibili ad accogliere 1, 2, 3, 4 persone, cercheremo di metterci a disposizione. Quel che è certo, ribadisce il presidente di ANCI, è che il problema o lo si governa o lo si subisce, e sull'ipotizzata defezione dei sindaci leghisti dall'incontro dopo i contrasti sull'accoglienza diffusa, Conte è categorico. Non c'è stato nessun boicottaggio da parte della Lega, anzi molti sindaci leghisti erano presenti a questa riunione e li ringrazio. Poi mi sono confrontato nei giorni scorsi anche con il segretario Stefani, però la riunione di ieri non era politica, è una riunione amministrativa, tant'è che in premessa dell'incontro ho detto che non eravamo lì a fare una discussione politica per chi è a favore o chi contro l'accoglienza, per chi è a favore dei grandi centri o dell'accoglienza diffusa, ma eravamo lì per condividere la fotografia dello stato di fatto di questo periodo storico e soprattutto per assumere un atteggiamento responsabile a fronte di un'emergenza. Il tema, cambiamo argomento, dei lavoratori stagionali. Era un'emergenza lo scorso anno, non lo è più quest'anno, la situazione è decisamente migliore. Allora molti hanno messo in relazione questo con la fine del reddito di cittadinanza. Le categorie cosa ne pensano? Sentiamo. Siamo borderline, nel senso che non siamo più in un'emergenza drammatica dove dovevamo tenere le camere chiuse perché non avevamo il personale che era in grado di gestirle. Ritornano gli stagionali dopo i tagli al reddito di cittadinanza? È la domanda che in molti, specie nel settore del turismo, si stanno ponendo in questi giorni. Dopo un lungo periodo di carenza di personale che ha messo in crisi non poche strutture, il problema si è ridimensionato. C'entra il taglio al reddito di cittadinanza scattato dal 1° agosto ma annunciato da mesi dal governo? Pare che la risposta sia ni, almeno per il Veneto, dove i numeri di percettori di reddito occupabili sono comunque limitati. A oggi la situazione invece è un po' migliorata, perché secondo me ci sono un po' di gente che è ritornata a lavorare nel turismo perché comunque ha ritrovato un po' interessante poter tornare a lavorare nel nostro settore e un po' perché anche molte aziende si sono date da fare, hanno cercato di aumentare il welfare nei confronti dei dipendenti, c'è chi paga di più le ore durante il fine settimana, c'è chi ha fatto degli altri piccole migliorie eccetera, qualche piccolo premio sull'andamento eccetera, e questo ha fatto sì che un po' di gente tornasse. La stagione è ormai più che avviata e dati precisi su quanto abbia inciso la modifica al reddito di cittadinanza nel ritorno degli stagionali al momento ancora non ci sono, precisa Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio. È chiaro che il venir meno del supporto, del sostegno economico spingerà molte persone che prima lo riscuotevano a cercarsi invece un'occupazione che dia appunto almeno la stessa garanzia. Questo credo che sia abbastanza anche logico e quindi possibile. La politica e la corsa alle regionali 2025 che già è in atto di fatto a livello di strategie, e spunta l'ipotesi Adolfo Urso, governatore per Fratelli d'Italia. Rispondo con una battuta. Per tanto tempo ci hanno accusati, noi di Fratelli d'Italia, di non avere classe dirigente, adesso saremmo in grado di calare addirittura un ministro, o quello che sta oggi è un ministro con una grandissima esperienza, a fare il governatore del Veneto. Se la cava con una battuta, ma fino a un certo punto il numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, quando il nome sul tavolo in vista delle regionali 2025 sarebbe quello del ministro all'impresa e al Made in Italy, il padovano Adolfo Urso. Radio Palazzo lo dà in pole position, anche se la strada è ancora lunga, in politica eterna. Io credo che Urso sia un grandissimo ministro e tra l'altro molto concertato sulle questioni nazionali, e lo ha detto lui stesso. Sono concentrato su questo, non ho tempo adesso per queste cose, anzi. È chiaro che prima c'è più di un nodo da sciogliere, la questione del terzo mandato per Luca Zaia, i rapporti non sempre idilliaci, soprattutto in Veneto, tra Lega e Meloniani. Non so se tocca a noi o se toccherà ad altri. Io credo che noi abbiamo il dovere di far crescere una classe dirigente che, nel caso ci fosse un accordo tra tutte le forze politiche e gli alleati, per cui la miglior persona per il dopo Zaia sia una di Fratelli d'Italia, non vedo perché potremmo precluderci. Abbiamo fatto un ottimo risultato alle politiche, stiamo lavorando bene in tanti comuni e soprattutto al governo.
abbiamo il dovere di essere pronti. Ma che la corsa sia già iniziata e non da oggi lo dimostrano vari segnali anche dall'opposizione. De Carlo in questo caso è tranchant. Vedo l'autocandidatura di Crisanti e quindi capisco che nel centrodestra la questione non è poi così delicata e così difficile. Ecco. A Istrana adesso stop da oggi e per tutto agosto, quindi si riparte a settembre con un cantiere che aveva creato non poche polemiche in questi ultimi 2 mesi. Ci sono anche poi le parole del sindaco che invita i cittadini ad avere pazienza. Lungo la Castellana il cantiere di Alto Trevigiano Servizi sta creando proteste e complicazioni alla viabilità. Dal 14 giugno ad Istrana la strada regionale è stata chiusa per motivi di sicurezza e modificato il percorso. Il cantiere e la viabilità alternativa però non sono stati digeriti da commercianti, residenti e camionisti di passaggio. Ovviamente ci sono disagi perché una regionale ha un traffico anche pesante di rilievo, però ecco, ATS ha messo in piedi 3 squadre che hanno lavorato contemporaneamente. Il cantiere da oggi si fermerà per 3 settimane, ripartirà a settembre. Dal 4 di settembre ci sarà di nuovo una chiusura per una settimana per gli ultimi comunque lavori che rimangono da fare a margine poi dei lavori stradali, e da lì dal 10, quindi dall'11 di settembre, tutto il traffico tornerà, diciamo, normalmente, proprio in coincidenza con la riapertura delle scuole, perché questo era il nostro obiettivo. È un lavoro importante, andiamo a fare il primo tratto appunto di fognatura che si collega anche con le nuove scuole secondarie di primo grado che sono in costruzione. I lavori sono necessari alla realizzazione di un nuovo collettore fognario e all'ampliamento dell'attuale rete dell'acquedotto tra Istrana e Padernello. La sindaca Maria Grazia Gasparini invita a pazientare. Quindi dico ai cittadini e alle attività: abbiate pazienza, perché appunto è un intervento importante ma indispensabile, perché pensiamo poi a come ridurre anche l'inquinamento, quindi alla sostenibilità, insomma, del nostro territorio. E siamo in ritardo rispetto ad altri comuni, per cui un primo passo lo stiamo facendo, e quindi ripeto, chiedo pazienza a tutti, ma lavoriamo con questo obiettivo. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta. Prima di parlare della notte di San Lorenzo anche nella Marca, per un attimo parliamo invece della programmazione di Antena 3, perché domani alle 15 Antena 3, come sapete, trasmetterà in diretta dalla chiesa di Carpenedo i funerali di Don Armando Trevisiol. Si è spento ieri all'età di 94 anni, il prete davvero degli ultimi, conosciutissimo soprattutto nel veneziano. Insomma, ne abbiamo parlato ieri nei TG del Veneto e di Venezia. Dunque domani la diretta dalle 15. Nel prossimo servizio vediamo le parole di chi gli è stato davvero vicino fino all'ultimo, il parroco di Carpenedo, Don Gianni Antoniazzi. Gli ho chiesto se era possibile dire una preghiera insieme e ha dato la benedizione come la darebbe un padre. Mi ricordo che lui non riusciva più a muovere bene le braccia, ho preso la mano e me la sono avvicinata alla fronte. Poi da lì credo che ancora per qualche minuto sia rimasto cosciente. Parroco di Carpenedo dal 2011, Don Gianni Antoniazzi è rimasto accanto a Don Armando Trevisiol fino alla fine, testimone di quegli ultimi giorni che Don Armando ha trascorso così come aveva sempre vissuto. Da un lato col pensiero rivolto ai più deboli, impartendo istruzioni per nuove opere di assistenza, dall'altro impegnato nella preghiera, fintanto che le forze gliel'hanno concesso. Battendo con gentilezza il pugno sulla poltrona ha detto che non riusciva più a dire il breviario del mattino, non aveva più la forza per dirlo tutto. E credo che questa sia un'immagine tanto importante di un uomo che però, nonostante tutti gli impegni, tutte le tappe che lui ha dovuto sopportare, tutte le fatiche, lui era ancorato sempre alla preghiera. Preghiera e lavoro, un motto antico che Don Armando, nato nel 1929, ha saputo continuamente rinnovare secondo le nuove esigenze della società. Ma si era interessata anche delle comunicazioni via internet, si era interessato di capire come si sarebbe potuto annunciare il Vangelo e la carità verso le persone bisognose attraverso i mezzi di comunicazione moderni. Domani sarà una giornata molto impegnativa, la Chiesa sarà piena di fedeli, di autorità. Lei ho sentito che prima diceva che le campane devono suonare a festa.
Ma io leggo la giornata di domani come la giornata più serena, in realtà più semplice, perché impegnativo è il vivere, impegnativa è la vita quotidiana, impegnativa è la fatica quotidiana, e quindi domani sarà per me e per tutti quelli che hanno voluto bene a Don Armando una giornata molto serena. Il funerale di Don Armando Trevisiol sarà presieduto dal patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia alle ore 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Antenna 3. Torniamo nella Marca per parlare della notte di San Lorenzo. Tra le molte iniziative per ammirare il fenomeno delle cosiddette stelle cadenti, quella degli astrofili di Vittorio Veneto. Tutti con il naso all'insù nella speranza di vedere le stelle cadenti e poter esprimere come da consuetudine un desiderio che si avvererà. È la notte di San Lorenzo, tradizionalmente indicata come la notte nella quale il fenomeno è più visibile, anche se in realtà il periodo dello sciame di meteore delle Perseidi dura circa 3 settimane. Il picco è previsto quest'anno per il 13 di agosto e se è vero, come dice un'indagine commissionata da Casino Italiani, che Treviso è la città migliore per osservare il fenomeno, è bene armarsi di pazienza. Le stelle cadenti normalmente si vedono ad occhio nudo, quindi bisogna guardare da tutte le parti del cielo e aspettare queste scie luminose, che non sono altro poi che l'impatto di questi frammenti minuscoli con l'atmosfera terrestre, solo che questo impatto avviene a velocità elevatissime, dell'ordine dei 30 km al secondo, per cui questi piccoli frammenti di meteorite non riescono a dissipare il calore e scoppiano. Adesso stiamo vedendo la cometa che ha originato questi frammenti. Questi frammenti sono in realtà polvere di comete, quindi polvere di stelle, e noi li chiamiamo stelle cadenti. Tra le tante manifestazioni, quella organizzata dagli astrofili di Vittorio Veneto, che quest'anno in collaborazione con l'associazione Borgo Milies proporranno un evento speciale collegando in diretta streaming il grande telescopio dell'osservatorio a tutti coloro che dal borgo si collegheranno. Ma anche se non così bene, il fenomeno è visibile ad occhio nudo, meglio se da un luogo molto buio e soprattutto se si soffre di insonnia. Vorrei dire che la parte della notte più ricca di meteoriti è la seconda, quindi se qualcuno vuole alzarsi dalle 3 alle 4 del mattino potrebbe avere delle sorprese positive. E adesso la pagina bellunese. Parliamo in primo piano di Papa Luciani perché sarà il cardinale Beniamino Stella a presiedere la celebrazione eucaristica in onore del beato Giovanni Paolo I per la prima volta nel giorno della memoria liturgica. Il porporato deve la sua formazione ad Albino Luciani. Fu lui nel 66 che gli consentì di iniziare gli studi alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, della quale dal 2007 Stella è presidente. Il cardinale ha accolto di buon grado l'invito del vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, che intende manifestare proprio a Stella la riconoscenza della Chiesa bellunese per l'accompagnamento nell'iter di beatificazione di Albino Luciani. La cerimonia, come da tradizione, è prevista per sabato 26 agosto alle 16:30 a Canale d'Agordo. Il mondo del lavoro e sono ancora segnali preoccupanti nel bellunese. Ancora una volta a pagare il prezzo più alto è il settore della metalmeccanica. La storica Forgi Alluminio di Pedavena licenzia con un messaggino inviato dall'agenzia di somministrazione prima della pausa estiva. Per diversi lavoratori, tutti precari e over 55, il futuro ovviamente si complica. Abbiamo delle lavoratrici che lavorano in quell'azienda da quasi 20 mesi e quindi attendevano il prossimo novembre per avere un contratto a tempo indeterminato, che si vedono invece recapitare il solito messaggino dall'agenzia di somministrazione in cui gli viene comunicato che purtroppo l'azienda non rinnoverà, non prorogherà il rapporto di lavoro. Ci risiamo come lo scorso anno alla Epta Costane, poi alla Videndum di Feltre, alla Idro e in tante altre ancora. Questa volta è la Forgia Alluminio di Pedavena, 200 dipendenti circa, ad informare i precari prossimi al rinnovo del prossimo contratto finalmente a tempo indeterminato che per loro non c'è più spazio in azienda. La denuncia è della Fiomma CGL di Belluno con il suo segretario Stefano Bona. La causa è sempre la stessa, il presunto calo di volumi che rende incerta la ripresa dopo le ferie estive.
Tocca alle agenzie di somministrazione comunicare la notizia con un freddo e impersonale messaggino che questa volta ha raggiunto per lo più donne over 55 che difficilmente potranno ricavarsi un altro spazio nuovo da qui alla pensione. Qui il tema è una lavoratrice che per 20 mesi è rimasta in forza in un'azienda che è sempre andata bene perché Forza Alluminio non ha mai fatto la cassa integrazione. È stata per più volte prorogato il suo rapporto di lavoro a dimostrazione del fatto che aveva una professionalità, una competenza. Oggi solo perché calano gli ordinativi è la prima a pagare. E poi ci sono le storie personali che un messaggino non può certamente intercettare, un'aspettativa di vita che non si può programmare. Una di queste lavoratrici aveva appena stipulato un mutuo con tutte le difficoltà che deve aver avuto, perché fare un mutuo quando lavoro in somministrazione non è facile, e quindi oggi si ritrovano con un'indennità di disoccupazione che raggiunge a malapena i 900 euro e senza una prospettiva di rioccupazione certa, perché il mercato del metalmeccanico oggi è in difficoltà. Molte aziende hanno la cassa integrazione ordinaria aperta e quindi la ripresa di settembre non sarà sicuramente una ripresa forte. La narrazione della formazione per il ricollocamento è rimasta tale. La domanda legittima per tutti è: chi mi prende a lavorare a questa età? Le ex lavoratrici dell'ACC, al di là della narrazione, no? Che in provincia di Belluno c'è lavoro per tutti, alla fine poi le aziende assumono chi vogliono loro, le condizioni che vogliono loro, e una donna che ha superato i 50 anni, che magari ha delle difficoltà dovute al lavoro che ha svolto fino ad allora, non è molto appetibile sul mercato. Omissione di soccorso, fuga e lesioni personali sono le accuse contestate dal PM Alberto Primavera a un 73enne di Rivamonte a Gordino che lo scorso 23 novembre investì una donna di 57 anni all'altezza dell'incrocio fra via Pragrande e la regionale 203. La 57enne venne scaraventata a terra riportando la frattura del bacino. L'anziano, accortosi che non l'aveva uccisa, risalì in auto lasciandola rannicchiata sulla strada. Le indagini consentirono di risalire in breve tempo l'identità del 73enne che ha ricevuto l'avviso di chiusura indagini. La donna è assistita dal team di legali di GS Risarcimento Danni di Belluno. Una mostra che apre una porta che non è sempre possibile varcare. La porta è quella delle prigioni di Feltre. La mostra è un'anticipazione del Festival dell'Araldica programmato a ottobre. Draghi, basilischi e rettili fantastici, le prigioni della mente. Una mostra tra fantasia e paure recondite, ospitata dei luoghi ove a Feltre venivano rinchiusi i condannati. Prigioni reali e prigioni create dal subconscio per scoprire un angolo nascosto della città murata, giusto sotto la sede municipale. Quest'angolo qui, quello delle prigioni, fa parte, come tanti altri nostri musei, di una delle caratteristiche principali della città e a nostro modo di vedere è uno dei migliori posti anche per poter apporre una mostra, chiamiamola così, di questo genere, di questo rilievo. Una mostra aperta il venerdì, sabato e domenica sera, che anticipa i programmi di ottobre, che offre uno spunto in più ai turisti in ferie in agosto, ma anche un'occasione per tornare poi in autunno. Noi abbiamo creduto da subito a questa iniziativa che, ricordo, è l'anteprima del Festival dell'Araldica, proprio perché la città di Feltre, il territorio feltrino, è ricco di stemmi e di simboli araldici e che noi riteniamo che sia un patrimonio da valorizzare. Immagini create grazie a un'intelligenza artificiale e pensate per affascinare un pubblico di tutte le età. Perché ciascuno nel suo modo di vedere o ricorda o immagina o torna, come giustamente dovrebbe essere, torna anche a sognare. Grandi lavori nelle scuole del capoluogo, arrivano i moduli prefabbricati per lo spostamento delle classi nelle scuole impegnate dai grandi lavori PNRR dei prossimi mesi. I moduli saranno installati negli spazi esterni dell'istituto Brustolone e consentiranno di ricavare 15 aule a disposizione degli studenti degli istituti Segato e Tiziano Galilei, ovviamente a Belluno. L'investimento complessivo disposto dalla provincia è di 1.400.000 euro. L'installazione dei prefabbricati si concluderà entro fine agosto. Siamo in chiusura del telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Vi ricordo dalle 15 di domani, dopo alla fine della nostra prima edizione, ci saranno in diretta i funerali di Don Armando Trevisiol dalla chiesa di Carpenedo, ore 15. Vi lascio al meteo, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.
Benvenuti al Meteo. Bel tempo e rialzo termico. La tendenza poi per la settimana di Ferragosto sarà ancora per il proseguimento della stabilità atmosferica, con il caldo che probabilmente si intensificherà in modo più deciso. Vediamo il dettaglio di venerdì 11 agosto intanto. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo qualche innocuo addensamento. Le temperature saranno in ulteriore aumento, minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 26 e 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile, come vediamo dalla grafica. Ampio soleggiamento, cielo limpido o velato. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 27 e 30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà molto soleggiato con qualche annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 30-34 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.